Lombardia, e quindi adesso mi metto in contatto con Jorge e vediamo di ripristinare il collegamento. Prego Lorenzo, se riesci anche te a stare nei tempi concordati, prego. Allora, buongiorno, buongiorno, io sono Lorenzo Craveri e mi occupo di agrometeorologia in ERSA, che è un ente della regione Lombardia, sostanzialmente è il cugino di Veneta Agricoltura, però io mi occupo anche di cose di cui normalmente dovrebbero occuparsi le APA, insomma. Vi dirò giusto due cose perché di fatto l'andamento agrometeorologico della campagna 2018 è assai simile a quello di tutte le altre regioni del nord Italia. Qui ho fatto un velocissimo appunto su quella che è la realtà produttiva lombarda, che evidentemente non compete con quella veneta, perché come superfici, ora vedremo, sono ben altre superfici, però ha alcune eccellenze di cui adesso vi darò qualche accenno. Questi sono i compressori produttivi, le diverse province lombarde dove vi è produzione. Come sapete, credo, immagino, la principale produzione si ha nella zona dell'Oltrepo Pavese, che avevate visto prima nella precedente slide, e piuttosto significativa è anche la produzione, qui stiamo parlando normalmente di produzione di pregio, non che quelle dell'Oltrepo Pavese siano inferiori, però in provincia di Brescia si fa il cosiddetto spumante, insomma champagne più che spumante, champagne italiano, e quindi insomma sicuramente come pregio per la nostra regione è molto significativo. Altrettanto significativo è il pregio che ci danno i vini della Valtellina, rossi, carichi ed estremamente importanti. Io infatti mi concentrerò adesso, e vi darò 4 veramente informazioni in croce, su queste 3 aree, cioè Valtellina, Oltrepo e Franciacorta. Come è avvenuto nelle altre realtà del nord Italia, anche per la Lombardia noi abbiamo avuto precipitazioni sicuramente significative negli ultimi mesi, non eccezionali o particolarmente abbondanti, anche se in meteorologia spesso si parla di cose eccezionali sulle app che valgono molto poco evidentemente, mentre quando si fa scienza meteorologica bisogna avere un pochino più andare con i piedi di piombo e fare, come ha fatto Francesco Rec, dei confronti con la climatologia. E in particolare, come ha fatto anche Francesco, io voglio fare confronto con la climatologia recente. Questi sono i dati di alcune aree dove si produce, o aree, stazioni di riferimento di aree dove si hanno le principali produzioni vitivinicole lombarde. Questo è lo stesso dato che avete visto prima, ma messo in grafico, che semplicemente vi fa vedere come sostanzialmente in tutte le zone produttive maggio abbia avuto forti precipitazioni, ovunque superiore alla norma. Poi il mese di giugno e il mese di luglio hanno avuto un andamento un pochino meno uniforme, però mediamente le precipitazioni sono state o nella norma o solo leggermente superiori o solo leggermente inferiori. Se guardate il grafico vedete come anche in una regione relativamente piccola come la Lombardia vi è comunque un andamento delle precipitazioni medie assai differente. Che dire quindi di quest'annata? Allora, l'annata è sicuramente molto diversa rispetto al 2017. Vi sono, ritengo in tutto il nord Italia, delle similitudini con il 2016. Come vi dicevo, le precipitazioni tra aprile e luglio sono state nel complesso della media o di poco superiori alle medie climatologiche. Le temperature hanno avuto un andamento simile a quello che ha fatto Francesco Rec anche in Lombardia. Però sicuramente i mesi di giugno e luglio non sono minimamente paragonabili al 2017 e in particolare al periodo primaverile estivo 2017, che a livello nazionale, quindi non solo a livello lombardo né di nord Italia, a livello nazionale era stato il secondo anno più caldo dopo il 2003. Altro aspetto positivo è stata la totale assenza di gelate tardive, in particolare non abbiamo avuto nulla che in qualche modo poteva riferirsi a quella catastrofe che avevamo avuto l'anno scorso tra il 19 aprile e il 21 aprile in Lombardia, ma anche in Veneto. Questo era giusto una elaborazione geostatistica delle precipitazioni di una settimana relativamente recente, in cui aveva veramente ancora piovuto proprio tanto, ma tanto insomma, su tutta la regione e anche le aree vitivinicole, ed è la settimana dal 16 al 22 di luglio. Quindi sintetizzando, sostanzialmente le problematiche che abbiamo avuto noi in
Lombardia sono sostanzialmente le stesse che ci sono state in fondo un po' in tutta Italia, cioè un'annata difficile, complessa da un punto di vista del controllo della peronospora, a tratti anche diciamo, si è presentato nel periodo più caldo diciamo, dell'inizio dell'estate anche qualche attacco di oidio, e sicuramente diciamo, le elevate temperature diciamo, della fine di luglio e di agosto hanno da una parte sostanzialmente diminuito la pressione fungina, ma hanno anche, io dico in modo eccessivo, anche se non è un termine agrometeorologico né agronomico, hanno un pochino velocizzato lo sviluppo fenomenologico in modo, per così dire, insomma, un po' eccessivo. Però diciamo, sicuramente l'annata non ha nulla a che vedere con il 2017 e nel complesso è un'annata decisamente migliore, ma ci voleva diciamo poco. Nelle tre diciamo, zone di cui io vi do qualche riferimento, sicuramente la zona che verrà più favorita da questo andamento meteorologico è la Franciacorta, ma anche nelle altre zone sicuramente avremo delle produzioni significative. Questi sono in estrema sintesi, non sto a leggervele, però vedete che comunque in Valtellina avremo fondamentalmente un più 25 rispetto all'anno scorso, un più 10, più 15 rispetto alla media, con una probabile qualità elevata, anche se nel caso della Valtellina siamo molto lontani dalle prime vendemmie. Si parla di Nebbiolo, si parla di vitigno che matura, come i piemontesi ci insegnano, molto più avanti rispetto al mese di agosto. Mentre nel caso della Franciacorta e dell'Oltrepo le prime vendemmie sostanzialmente stanno prendendo avvio, e addirittura in Franciacorta si può parlare di un aumento rispetto all'anno scorso del 45-50%, perché quest'anno fondamentalmente sarà una delle annate migliori sicuramente degli ultimi anni. Anche in Oltrepo l'annata sarà quantitativamente molto buona, avremo più o meno un 10% rispetto alla media. Anche qui la peronospora ha picchiato duro, per così dire, qui c'è stato qualche problema in più per il controllo della vegetazione e quindi per l'efficacia dei trattamenti antiperonosporici. Anche qui segnaliamo la presenza diffusa di mal dell'esca, e quindi anche qui insomma una patologia antica che però inizia a fare, come abbiamo sentito anche in Emilia, danni significativi. Direi che con questo, bene o male, ho tracciato, direi in 180 secondi più o meno, quello che è successo da noi in Lombardia. Queste sono le nostre DOP, IGP. Niente, vi ringrazio per l'attenzione. Questa fotografia qui è un'immagine di ciò che noi avevamo al suolo il 4 marzo in Oltrepo Pavese, ancora per allacciarsi al fatto che tra la fine di febbraio e l'inizio di marzo anche in Lombardia eravamo ancora in pienissimo inverno. Grazie. Grazie Lorenzo. Allora,